sabato. No, ma mi tocca, lasciami qua setame, perché mi sono proprio stanca. Sei stanca qui? Mi fa tanto me gambe. Abbiamo camminato tanto colomba. Pensate che siamo andati a trovare la Lalla e non c'era. Non è fortunato, vero? E poi niente, siamo stati dalla Sacca, sì, siamo a andati dalla Sacca, Sacca. Sì, che te fa Fino a dove l'arriva a vostra discrezione? Fino a dove l'arriva a vostra... Ciao papalino! Oh, ciao papalino, sì, ciao papalino, ho fame, altro che ciao papalino. Come mai Stefano? Sei già a casa? Quindi ogni mattina mezz'ora per scarpa mi tocca fare. C'hanno tanti di quei nodi che ci si potrebbe dire a Rosario, ci si potrebbe dire. E poi mia, e stacche tutte rotte, metti la palanca, via. Per forza, perché in quelle tasche lì ci metti tutto, dei mucchi di fazzoletti, ci metti le chiavi, ci metti la matita, il blocco note, tutto lì. E vabbè, vorrà dire che alla mattina uscirò con un cabaret con tutta la roba sopra, la fame o piace. E niente. Niente. Noi uomini non capiamo niente. È per questo che prendiamo moglie. Mia Steva, vai in visite, vai in certi banchi, vai a lavorare, vai a fare il tuo dovere per mantenere la famiglia. Ma ricordati bene, nelle cose di casa, non ti devi intrigare. No, perché ricordati che è la donna, la regina della casa. E questo è il suo regno. La regina della casa? È finito. È la regina della casa! È la regina della casa! Non sei mai... Oh no, ma che signora! La regina della casa! È la regina della casa! È la regina della casa! Cosa c'è? E posate, dove sono e tre? Oh, pogliatemi. E non mi ricordo dove le ho messe. E siamo senza posare! Il regno è rimasto senza posare! La regina della casa! La regina delle cuppe! Ora devono essere in fondo a una cesta. Sì. Se sciame di gente quale, vada a pigiare. Presto detto, presto detto. E allora come chiedo? Sono in fondo a Sì, allora scusa un po', Gigi, di pazienza. Ma per mangiare cosa fai? Andiamo in fondo alla cesta? Ma lo so che non l'hai mai fatto, bambina mia, ma l'avrei visto fare 50.000 volte, no? Intanto io vado via, parlo con quei signori e poi arrivo e tu lava, mi raccomando, Vabbè, ma se avessero fatto fare a me senza lavare terra. Capito quello che devo fare tutto io? Ho capito, ma... Io devo fare la serva, devo fare la No, signora, perché dice ricevere le cosa? del salotto, No, che per e lui è lì. cosa? Non lo sa bene. Poi niente, il signorino se n'è andato a mangiare in trattoria, no? Mentre quelli di casa non hanno avuto nemmeno il tempo di mangiare. Signore l'omnibus! C'erano due giovanotti, uno lui. Stefano, questa qua c'è roba fragile. Ho capito, c'è la roba fragile, ho capito, Che tiene le gambe così e che lo metti sulle gambe. dove? Così? Così? Va bene? Così? Allora va bene. Non sta bene. C'è tutto? Abbiamo tutto? Abbiamo tutto? Possiamo andare? Non siete capaci di fare niente.
No, staccatela un po'. Io mi pensavo che avevi la vista lei. No, la cresta va messa così. Ah, l'avevo Bella, già. Ah, reversa. Ho capito. Con la prima volta. Bene, così. Allora, ghigliolino, tutto a mi posto. confetta un gonfiò. Brava, tutto in ordine. Allora, siamo pronti per le limonate? Tutto pronto. Tutto a posto. Sì. Allora, riepiloghiamo. Riepiloghiamo. Bicchieri, Gesù. cabaret, Anche. c'è tutto. Tutto pronto. Allora, marci, potete andare. Va. Cosa c'è? Un succo, il zucchero per le limonate. E va bene, quello poi lo porto io. Andate, andate. Un'altra cosa, i limuini. Ma allora, ma cosa ci avete di pronto per le limonate? L'egua. Quella l'ho preparata. Aia, sì, avete preparato? Anche tanta. E va bene. Andate, vuol dire che poi... Pippo, così discorrendo, gli è scappato di bocca che vuol prendere moglie. Ah, signor Pippo vuol prendere moglie? Bene a sapersi, perché sai, andasse a male col figlio Riccardo e noi ci andiamo a attaccare al signor Pippo, Ma no, è solo Riccardo che vuol prendere moglie. Ah, signore? E ha anche detto Sì, signore. di aver scritto a Roma a suo papà per domandare un consenso. Ha scritto a Roma suo papà? Sì, E dimmi un po', e ti ha detto chi fosse la signorina? No, questo non me l'ha detto. Ah, non te l'ha detto. Ma mi lo ha capito. Ah, l'hai capito. Perché l'altra sera quando ballava con me era un poco nervoso Non e gli ha così, detto? e così lo domandò con sulla veste. Ecco, giusto. E lui cosa ti ha risposto? E mi ha risposto che era un poco preoccupato perché aspettava questa risposta da Roma, da suo papà, e questa risposta non veniva mai. Oh, ecco. Sì. Ma qua tanto che mi diceva Quelle tutte quelle cose. cose, mamma, è diventato Ah, pallido. pallido è diventato. E poi, mamma, mi guardava con due occhi. Ah, ti guardava con... Ma tranquilla, perché non ti vedo. Anzi, quando vado a dormire prego sempre, fatemi sognare chi volete, ma non fatemi sognare mia moglie. Vabbè, guarda Stefano, per me d'ora in avanti, guarda. Vestiti, non vestirti, dormi, stammi adesso, fammi tutto quello che ti vuoi. Perché minute di oggi, niente. Anzi, vorrei morire se parlo. Accontentatela. Non lo so, ma finirà. Dunque, niente, no papà, mio fratello Michele. Perché non vai a cambiarti, ti spacco la... E vado, Cesarino, vado di là, 5 minuti. 5 minuti, vado di là e ti dico che ieri ho visto tuo papà, mio fratello Cesarino. Cosa vera? Ma cosa sono quelli disegni? Parla? E dai, parla ciao, dove? In Toghirindo, nel comodino da notte, nel pisciuaro Lea. Il comodino da noi. Ma dimmi un po', Stefano, ma chi ce l'ha messo? Oh, io non so chi ce l'ha messo, io ce l'ho levato. Mira, Stefano, vai di là, daci tanta colonia che siamo di Sì, tanta colonia, che da cosa corrente, hanno tanta colonia. Sì, dagli pazienza, vedi un po' qui e fammi un po' il nodo. Il nodo? Ti sei messo a parlare difficile per l'occasione? Pure il nodo, Come che ti sei- Questo qua è un nodo, come ti lo chiami? Come lo chiami? Mostacciolo, te è un Che nodo. nodo? Ma guarda che parla, Ti parla. Che dice quando non... Gianni, che ti sì, scivolato, quasi niente, vorresti rimanere vedova te. Cara! E a chi tu dici, Dio volesse. Stefano, lasciala così, non la toccare, E poi da lì con me. Ti ho detto di non toccarmi.
Stefano, allora dimmi un po', hai detto che ieri hai visto tuo fratello Michele. Sì, dunque, ieri ho visto mio fratello Michele E ti ha detto- e mi ha detto che ho Cesarino. Cesarino, lo so. Ah, giusto, allora ciao. Siamo E manca un pomello, manca un bottone qua. C'è l'asolo ma manca il bottone, Gigia. Guarda Steva, ti manca il cervello. Sì, manca il cervello. Ma manca. vieni qua. Via pochi. Ma guarda un po' dov'è il pomello. E me la attacco chi un pomello e a fa finire che la votato ti me la attacchi in tasca. O te no, dunque farò così, guarda. Faremo così. Ma fammi un piacere. Grazie, già di pazienza. dai. Il bottone, te lo dico perché poi c'è il chiuso, il bottone generalmente va attaccato di fronte alla gassetta, di fronte alla gassetta, gassetta pomello, gassetta pomello, gassetta pomello, va bene? Gassetta e pomello, e ecco fatto. Ma che te l'ho detto, ti manca il cervello. Ah, allora è solo una questione di principio. No. Allora dicevamo Stefano, pochi discorsi di il signor Riccardo. Stammi un po' lì, Gigia, Cosa c'è? sei scema, te lo assicuro, te lo giuro, ti porto dei testimoni che sei scema. E se invece ti dicessi che lui l'ha già confidato a un amico? Oh, ma se parlano, non mi sta angosciando. E se ti dicessi che ha già scritto a suo papà per chiedere il consenso? Può darsi che ho venotto, papà, ma Gigia, ma di pazienza, papà, ma tu sai chi è il papà, ma quello sì che è un signore, quello è un vero signore, mi hanno detto quelli in sanatore, mi hanno detto. Un senatore! Va bene, un sanatore, e poi sono stato il sanatore di a tuo figlio, alla figlia di un sensale di droga come me, Ma in fondo non sposerebbe mica la figlia di un uomo qualunque. Ma ti dico una cosa, ma questo papà ha detto qualcosa, ha risposto o no? Ma finora pare di no. Ma ti vedi, alle come dei gumi, non c'è niente da fare, non c'è niente da... come faccio con mio fratello che avevo già detto mezza parola? E poi anche un Cesarino, poverino, Cesarino, chissà comunque resta ma meschinetto, so che voleva uscire. Però, se un suo Riccardo avesse delle buone intenzioni con me, Matilde, se gli va un bel affare per la famiglia, avete un suocero senatore, senatore, io sono il suocero, tanto piacere, se io sono il senatore, lei è il senatore, mi fa tanto piacere. Eccomi qua. Oh Cesarino, bravo Cesarino che sei venuto in campagna, bravo. La domenica, Barba. Bravo Cesarino che sei venuto la domenica in campagna con le... Bravo. E dunque avete visto papà, Barba? Sì, ieri ho visto papà. A proposito, come sta? Ma scherzo, l'ho visto ieri, non sta bene. Aspettiamo se ha finta de brade che l'ha visto. Ma fammele un po', vedete da vicino. Ma che belle braghe. Ma, Barba, sono quelle dell'anno passato. Ah sì? Sono dell'anno passato? Bravo Cesarino che sei venuto in campagna con le braghe dell'anno passato. Ciao, Ma Barba, ma non mi avete detto ancora niente. Ah già, non ti ho detto niente. Ma mi faccia panisce punte puttana che... Ma perché? Cosa è successo? No, niente, non è successo niente. È che uno quando deve dire una cosa ti vedi
Quando devi dire una cosa è inutile che ci giri tanto di in giro, perché poi alla fine la deve dire, no? È meglio che la dica allora. Sì, è meglio che la dica, perché uno sai tanto lì, intanto quello dopo che l'ha detta... Non c'è più niente da dire. Ecco, bravo, non c'è più niente da dire. Ciao Cesarino! Ma non mi ha detto niente ancora. E poi dice che sono in capo del caso. E strasu! Ma non capisco, ma cosa succede? No, niente Cesarino, ma se fate quelle brutte figure, fanfatti. Cesarino, cosa che devo dire? Fate coraggio. Ma cosa succede? No, niente, non sta... Oh, Sanza, subito, ma che l'agna che te... Non è mica successo con niente. No, ti posso... Non con niente, eh? No. Tiri su, Ma dove lo tiro su? sei farinato. Perché dove se lo voleva tirare? Scusi, guarda. No, un te scappa ben più sul cervello. Anzi, guarda. Dissero qualche cosa, perché sa, l'amore non si può nascondere, è vero? E se loro vedessero qualcosa, perché guardi, ce lo garantisco proprio, il giovanotto è qua, ecco. E la ragazza è qua, a mezza cottura, e sa ben che... Ogni tanto riesce andante di niente, se sa, roba di gioventù, fiammiferi, bricche. Ah, sì! Mi scusi! Ma sta male, L'ho tirato su te in mano, hai visto che effetto quello ma sta male. Questa che è proprio bella. Di là c'è il signor Zamboni, quello del Modena, chissà quello che fa i zampognali, un marito. Complimenti signor Stefano, ho sentito che la sua signorina canta. Ma mi non l'ho mai sentita! Non l'ho mai sentita! Ma per forza, perché tu non sai mai niente. Non Non sai mai niente. E pensare che paga le lezioni di canto tutti i mesi. Ma cosa che Le paghi o non le paghi? Piuttosto che oggi è indisposta e non si sente, sarà per un'altra volta. Andatevene a ballare, su, vecchi, andate. Mi sono a ballare. Sì, dai, si riaprono le danze. Virginia, queste cose non mi piacciono. Se uno canta, ma se uno si dice, t'ha capito? Vabbè, piacciono a me e basta. Sì, ma non mi piace. Vede, signor Riccardo, quando io l'ho visto, quando io ho visto lei, ho detto, quello sì, quello sì, quello è giovane. Troppo buono. Ah, se ne è accorta anche lei? Troppo gentile. Sì, cosa vuole? Sono senese lì. Sono senese, parla poco e risorado. I senesi, guardi, non c'hanno peli sulla lingua, niente. Quando devono dire una cosa, poi ne dice un'altra. Guarda, è bravo signor Riccardo. E mi dica un po', signor Riccardo, ma il suo papà, sì, il suo genitore, quello che ha sposato la sua mamma. Ah, padre, lo chiamate padre? Sì. Anche noi. E dico, ma quel suo padre è sempre là, A Roma. A Roma, bella cittadina. E suo papà, dico,
Sulla Valle si capisce che è a Roma perché c'ha i suoi traffici, né? C'ha i suoi lavori, è impiegato, né? Mio padre è al ministero, alla Camera. Alla Camera, se sì, la Camera, quella di là è la mia Camera, sa? Quella là. E anche suo padre avrà una Camera e non lo dirà mica sul pavimento del pianerato. Ma che burlone che sono quando mi ci metto. Guardi, quando io ho visto quel suo papà cresciuto così tenero, così alto. Alto non si può nemmeno dire, Alto no, perché per dire la verità l'ho visto seduto, però ho pensato, quello lì quando si alza sarà alto, alticcio. Dice poi no. Mio padre è astemio. Astemio. Ah, astemio? Sì. Pensavo fosse genovese. E mi dica un po', signor Riccardo, lei domani c'ha degli impegni? No, domani sarei libero. Sì. Ah, è libero? Sì. Ci ha pensato bene, sì? No, sì, sono sicuro. È sicuro che non c'ha dei impegni? Sicurissimo. E dopodomani c'aveva degli impegni? Sì, dopodomani avrei impegni. Sapevo, ma zitta. Allora, domani lei ci dovrebbe fare un bel piacere, sì, dovrebbe venire a fare penitenza con noi, sì. Anche d'accordo con la Gigia perché lei l'ha insistito tanto che dovrebbe venire a fare un disnaretto così alla San Fason, alla buona, alla San Fason come che dice i spagnoli, però fatto bene alla casaliera, Mi dispiace che si disturbi. Lo so se ci disturbiamo, ma ha insistito tanto la Gina che l'ho dovuta invitare. Io allora accetto senz'altro, Accetto senz'altro. Accetta? Sì, sarebbe scontento. Accetta? Sì. Ci ha pensato bene? Sì. Accetta? Oggi questa è la mia annessa, la mia annessetta alla figlia del mio fratello Michele. Sì, sua nipote. Ah, voi la chiamate nipote? Sì. Ah, la chiamate nipote? Noi in italiano la chiamiamo nessa. Però, questa è nessa. Di là c'è anche mia figlia, lo sa che c'è mia figlia di là. Ma comunque quando lei domani viene, non si disturbi perché non capisce. Un è frio come ma dico domani, per dire, quando lei viene a mangiare, non si disturbi. Non ha capito. Domani quando viene a mangiare da noi, che per dire arriva con le mani piene e deve bussare la porta calci, cioè per dire ci avrà dei pacchetti in mano, ma non si disturbi. A mia porta. Allora, questa è una brocca e questa che è una meia. Allora, così è vicino, e così è dentro, vicino e dentro. Vicino e dentro, t'ho detto, è la stessa cosa. Dagliela, vicino è vicino, e dentro è nella. Allora, Ciapasetti, se uno ti dice, io abito vicino alle carceri, e un altro ti dice, io ci abito dentro, fa la stessa cosa. Ma finisci la punta e denti, E poi stai a sentire, vuoi che il signor Riccardo venga a domandare la mano della Matilde senza prima sentire il parere del babbo? Aspetterà che il signor Venanzio scrivi al figlio, che il figlio scriva. Che il papà scriva al figlio e poi vedrai chi ha ragione. Ma senti Gina, ma non mi dite scemaia, io sento, ti dico solo una cosa, io sento per l'aria una spissa di scopasvinto. E lasciami fare a me che so quello che faccio. Piuttosto bisogna avvertire Cesarino, dirle le cose come stanno,
e che non ci stia più a venire. Ma che l'hai testa? Ma ce l'hai testa Gita? Ma quello lì è il figlio di mio fratello Michele, ma non che penso manco. E stai un po' a sentire tua figlia dove l'hai trovata? In mezzo ad una strada? Sì? Cos'è che? C'è di là il signor Cesare e il signor Pippo. Oh bene, ecco c'è Cesarino, cuciti che paghi e la cosa finita. Colomba, andatemi a cercare la Matilde. Sì, a Matilde è di là con la signorina Carlotta, che è tutta la mattina che piange che pare una fontanetta. Ma la mia Matilde piange? Ma no, la signorina Carlotta. Ah, beh, allora si fa. Se piange le farà bene, diventerà più bella. Allora, andate di là dalla Matilde, le dite di andare a tenere compagnia al signor Pippo, poi mi andate a cercare Cesarino. Le dite di venire qua, che c'è suo Barba, il suo zio, che deve parlargli. Va bene, vado allora. No, fermati, vieni Cumba. No, state qui, andate di là e ci dite a Cesarino che non ci occorre più che venga di qua. No, perché domani mattina, taciti, non parlate, parlo io. Allora, che domani mattina, quando vede il postino, ci domandi, c'è posto per me? Perché mica... 50.000 lire di dote. Cosa là? 50.000 lire di dote. E chi venga? E anche chi venga? E poi Cesarino, speriamo più tardi possibile, ma le resterà anche quel poco che abbiamo. Ci sono brucia. E poi, per dirvi proprio tutta la verità, Cesarino, tanto me quanto qui mio marito abbiamo deciso di collocarla diversamente. Sì, glielo dico. Sei contenta? Hai sentito? Vengono la tua famiglia e tu non dici niente e lo tagli. Ma zitto, ma se parlo, che davo ragione, Ricordati bene che io non vedo questa gente in questa casa. Manco 5 minuti di più. Ti ha capito? Vabbè. Ma scherziamo. 50.000 lire da sbattere in testa agli scemi. Ma come se mia figlia non ce li avesse? E non ce li ha, se non devi levare in testa, non ce li ha. Sei a forza di dirlo, ti convinci che questa lì abbia 50.000 lire ma non ce li ha, e poi dopo mi verrai a cercare le 50.000 lire e mi dirai, e dove sono le 50.000 lire? Non ce l'ha, oh! Cosa ci ha detto il signor Pippo? Su! E ci siamo! Siamo quasi in pochi! Ricordo, a me non ci ha mai pensato! Ma non è vero, ma il signor Pippo lo conosciamo tutti, è un ciarlone, Matilde. E poi questa cosa, chissà tutto, è il signor Venanzio. Eccolo qua, Venanzio! Eccolo qua! Signor Venanzio, cosa... arriva proprio a te. Ah, sì? Guardi, qui c'è mia figlia che piange su di te. Qui c'è mio marito che sbotta, che urla, che salta. Se ho fatto 2 salti mortali. Sì, ecco l'altra volta la figlia ma perché? Ma loro che cosa si credevano? La Carlotta, sì, la figlia del signore. Certo. E lei ci chiede che cosa ci credevamo. Quando lei ci ha fatto credere, signor Venanzio, a quello che non era. Io? Ma certo, ma lei è venuto in casa nostra a dirci che si trattava di un matrimonio nella nostra famiglia. E cielo! E poi scusi, perché c'è venuto a noi, che cosa interessava che fosse più quella che quella, che non si trattava della mia Matilde. Ma signora Gigia, allora con questo equivoco mica domando scusa. Ma lei non mi può venire a chiedere scusa adesso, signor Venanzio! E perché? Perché lei ci ha
compromesso con tutte le sue ciarle senza fondamento. Ha capito? Io vi ho compromesso, ma c'ha la mia, che mi non ho compromesso nessuno. Ma signor Venanzio, lei doveva parlare chiaro. Lei non ha parlato chiaro. Ma c'ha Gigia cosa dice? Cosa dico? O c'ha scemo, o l'intrigante, o il poco de buon. Ecco così. C'ha Gigia la Ma hai sentito cosa mi ha detto? Offendono tua moglie e tu sei lì. Ma se parlo che devo raggiungere. Lasciamo anche questa. Già tutti gli uomini sono tutti bugiardi, tutti cattivi, Tutti gli uomini. E le donne sono tutte senza cervello, senza sesimo, in manica, a manetta, fabbricano e fanno quello che vogliono, poi se cose non vanno come devono andare, cose se pensano che devono e fanno io per i ratti. Ma sapete cosa vi dico? Lo sapete cosa vi dico? Che mi faccio come il Ponzio Pilato, me ne lavo le mani. E poi, guardate là, un dettino di grignolino, una bottiglia se ne è perduto, E fa piangere la mia Metilde, Che innamorata di suo piccino che non si lingua adesso Ah, sei qui, Bravo, arrivi proprio a proposito. Vieni, che ti spiego che cosa hai combinato con tutti i tuoi manesi. Senti Gigia, Zitto. Allora, qui c'è il signor Riccardo, che poverino con ragione è venuto a chiedere spiegazioni. Dai, Cesare. Matilde, mentre io sono così contenta, non vorrei vederti piangere. Se fossi veramente convinto, mi pare un po' tardi adesso. Visto che vedeme così. Ma Cesarino non faccia così. Tu c'hai una faccia che se ti dai una faccia al suo pavimento, lastra e un passaggio. C'hai una faccia che non sente manco più la carta vetrata. Cesare, fa là che non vedi l'ora, dai. Andiamo, coraggio, su. Le buliche salami. Guardi, Matilde, se fossi veramente convinto che sei pentita. E qui c'è la prova, no? Matilde, non dovrei. Ma ti piace troppo bene. Basta Matilde, basta. Cesarino, vi voglio dare un bacio. Siete un giovane che non c'è. Io vi ho sempre voluto bene. Cesarino, vi consegno una festa. Ce la sommeggiamo, Evviva gli sposi! E la commedia è finita. Vuole la morale. No, un momento. La morale la faccio io. Gli altri prima e finire di fare scemi veniti. Allora, quando avrete dei bambini, quando avrete delle bambine, e cosa vuoi fare di paracali? Dicevo, quando avrete dei bambini, abbiate a massima sacrosanta che un buon marito non si trova con gli imbrogli e coi pasticci, ma con il buon senso, la ragione e l'esperienza. Va bene? Bravo. Ah sì? Era una visitante!
anche a voi, pubblico così numeroso, in queste 3 serate, queste 3 rappresentazioni, ci avete fatto l'onore di essere veramente in tanti. E i nostri 70 anni di compagnia sono stati 70 anni nei quali abbiamo cercato di portare delle risate, di portare il buon umore, e i nostri incassi li abbiamo sempre devoluti tutti in beneficenza, tant'è vero che siamo arrivati adesso a non avere neanche un soldo in cassa. E allora siamo dovuti rivolgere a degli enti perché ci aiutassero a mettersi in scena questa commedia. E allora quindi è duopo ringraziare. Ringraziamo il Comune nella persona dell'assessore Ilaria Bozzo, ringraziamo il CIV perché ci ha donato lo striscione che avete visto all'inizio del paese, ringraziamo la Proloco per averci offerto i manifesti, ringraziamo la Floricultura Castagnola che come ogni volta ci regala queste belle piante, ringraziamo i signori Gallo, Laura e Massimo perché loro si prestano sempre a fare le prenotazioni, e infine la signora Loredana Cardone per aver offerto il rinfresco che troverete fuori quando uscite, un pezzo di torta e un bicchiere di vino. Berrete e mangerete alla nostra salute sperando di poter continuare ancora per tanti anni ancora. Una cosa, questi incassi di queste serate noi, penso che voi ne sarete d'accordo, abbiamo pensato di donarvi ai primo